Il contributo d'accesso a Venezia non entrerà in vigore dal 16 gennaio come previsto. Il Consiglio Comunale non ha ancora dato l'approvazione, che potrebbe però arrivare entro la fine dell'anno, ha dichiarato l'assessore comunale al turismo Venturini. Una volta dato l'ok ci vorranno 6 mesi, quindi in ogni caso non sarà effettivo prima di metà estate. Secondo il sindaco, inoltre, i tempi sarebbero troppo stretti per adottare la nuova misura e farla comprendere ai turisti. Una questione complessa e discussa su cui si è espresso oggi anche il neo ministro alla cultura Sangiuliano. Io studio, approfondisco le questioni e poi dopo esprimo un punto di vista definito sulle singole questioni. In generale, ma molto in generale, io posso dire che il tema del sovraffollamento delle città d'arte, che va, come dire, a mettere a rischio le stesse città d'arte, è un tema che va affrontato. Quindi, poiché io sono da 2 settimane, datemi il tempo di studiare, di approfondire e poi le darò una risposta definita nel presupposto che ritengo che qualcosa, non so cosa, vada fatto. Il ministro si è recato a Venezia per la firma del protocollo d'intesa con il presidente Zaia per il completamento delle attività per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale, che va preservato ma allo stesso tempo sviluppato e modernizzato. Ritengo che il Veneto sia una regione centrale nel sistema culturale del nostro paese. Quello di oggi è l'inizio di un percorso che ci porterà ad elaborare il piano paesaggistico della Regione Veneto. Sarà uno strumento d'uso molto importante nella consapevolezza che il patrimonio e anche il paesaggio è un bene patrimoniale fondamentale che noi dobbiamo trasmettere intatto, salvaguardandone i contenuti alle generazioni che verranno, però anche nella consapevolezza che noi dobbiamo dare certezza ai cittadini e agli operatori economici di quello che si può fare e di quello che non si può fare.